stemma della casa reale francese d'Orléans. Una cosa stupenda. Oggi è un'emozione molto particolare perché ci troviamo nella proprietà di uno dei miei eroi nel Pantheon francese. Siamo in Sicilia occidentale sul golfo di Castellammare. Siamo esattamente tra Terasini, nota cittadina balneare oggi, e Montelepre, notissima per le avventure di Salvatore Giuliano, l'ultimo grande bandito di Sicilia. Il territorio è quello del comune di Giardinello e la proprietà si chiama Lo Zucco ed è ancora oggi nella mentalità locale la proprietà degli Orléans, che qui si dice Orléans, duca di Aumale e suo figlio, duca d'Orléans, prima che la proprietà poi entrasse in vicende alterne. Un momento più bello quando fu proprietà della principessa Ganci, parliamo della famiglia San Vincenzo. Perché è importante la proprietà dello Zucco? La proprietà dello Zucco è importante perché è vissuto qui il duca di Aumale, che aveva sposato la principessa di Salerno. La Sicilia e il regno delle due Sicilie continuava a fare parte della storia di Francia, tra le più belle pagine d'altronde. È importante lo Zucco perché qui morì il duca di Aumale. La proprietà è stata comprata nel 1852, lui è morto nel 1897 e quindi si ricorda il duca di Aumale qui per l'eccellenza della proprietà e dei metodi di lavoro. Si dice ancora oggi che lui abbia portato per primo un piccolo, diciamo un po' di industria a Terasini, che all'epoca era essenzialmente un villaggio di pescatori.